Zaia, Presidente della Regione, buongiorno e benvenuto Buongiorno a tutti. In visita in queste ore nelle zone colpite dalla tromba d'aria. Le chiedo innanzitutto, quasi da cronista, un aggiornamento, Presidente. L'aggiornamento è un autentico disastro. Se qualcuno avesse modo di vedere i danni, scusi perché sto anche guidando mentre parlo e sono in mezzo a macerie, se avesse modo di vedere i danni direbbe qui c'è stato un terremoto. Noi abbiamo forse 200-300 case senza tetto, è stata una bomba, cioè un'esplosione totale, una devastazione, forse 300 auto da rottamare e danni ingentissimi, un morto e 92 feriti. 92 feriti al momento, quindi ce lo conferma questo? Sì, le do i dati ufficiali, dei quali 5 sono ricoverati, c'è anche un ferito grave. Le posso dire che si sono viste volare auto per decine di metri, ci sono mobili di abitazioni che sono stati letteralmente trasportati da questa tromba d'aria che noi definiamo tornado, sono stati fatti uscire dalle abitazioni, sono diretti i muri e sono ritrovati a centinaia di metri o anche a qualche chilometro rispetto all'abitazione di appartenenza. Cioè noi non abbiamo mai visto una roba del genere. Senta, allora il quadro anche, già lo accennavamo prima con la collega del Sole 24 Ore, Barbara Ganzeri, immagino ci sia anche un quadro di attività produttive devastate in quella zona. Ma guardi, le do solo un riferimento, questa è la zona delle Ville Venete, la Riviera del Brenta, è la zona di comuni come Dolo, Pianiga, Mira, è la zona dove si fa turismo, è la zona del Castatubiero, cioè tutte le grandi griff del mondo producono o danno delle business unit direttamente nella Riviera del Brenta. Cioè noi siamo letteralmente in ginocchio. Guarda, questa mattina mi ha chiamato il Presidente del Consiglio Renzi per darmi la sua solidarietà e vicinanza e noi abbiamo assolutamente necessità di accedere al Fondo Nazionale per la Protezione Civile. Domani ho i tecnici nazionali in visita perché qui ci sono decine e decine di milioni di danni. Guarda, io non le parla una persona che non ha mai visto danni che fare. Io ho gestito da commissario l'alluvione 2010, 235.000 comuni, 235 comuni alluvionati e 10.040 aziende e famiglie alluvionate. Le dico che però l'impatto che c'è oggi qui è peggiore. Addirittura peggiore dell'alluvione? Ma sì, è più circoscritto perché non riguarda 235 comuni, ma la qualità del danno è molto più riferita al singolo comune. Immagino che i prossimi passi siano una proclamazione di stato di emergenza e una richiesta in questo senso anche all'esecutivo, no? Ma guardi, io mi sono già mosso dai primi istanti, quando avevamo ancora le 20 ambulanze in partenza e 2 elicotteri. Ho già firmato lo stato di emergenza, ho già parlato con la Protezione Civile Nazionale, tant'è vero che domani mattina sarà qui il sopralluogo e dopodiché presenteremo una richiesta danni anche alla luce della raccolta di un minimo di censimento che i sindaci che vivono in assoluta emergenza, che sono stati assolutamente eccezionali in queste ore, ci daranno. E io ho visto gente piangere con dignità, con voglia di riscattarsi, con voglia di recuperare le proprie abitazioni, ma veramente una situazione devastante così non l'ho mai vista. Un vero disastro. Quanti sono i comuni colpiti, Zaia? Guardi, sono parecchi comuni, adesso io le sto visitando uno a uno, però sono alcuni comuni, adesso stiamo circoscrivendo la zona. Diciamo che quelli più... E quelli, scusi perché Sì, prego. Sono le strade bloccate, io sto cercando di correre in mezzo. Ecco qui, adesso sono passato. Sì. Diciamo che abbiamo Mira, che sicuramente è il centro della Riviera del Brenta, Dolo, Pianiga e poi c'è molte località, San Bruson, Cazzago, insomma abbiamo parecchie realtà. La ringrazio, grazie a Luca Zaia, Presidente del Veneto, per averci aggiornato, per averci dato anche una descrizione umana di un Veneto, di come un Veneto e un Presidente della Regione vede quello che sta succedendo in queste ore. Sicuramente resteremo legati a questa vicenda anche nei prossimi giorni e nelle prossime settimane e continueremo a parlarne. Professor Paolo Moscarini, ordinario di diritto penale processuale